Buongiorno amiche e amici del Lega Nazionale Dilettanti e benvenuti a quella che è la seconda partita della giornata qui allo stadio Marullo Visconte in occasione di quello che è il girone D del torneo delle regioni categoria Under 17, partita tra Lazio e Campania che compongono il girone formato da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna e appunto Lazio. Partita che si apre con lo scambio di 5 tra le due rappresentative. Parola da Alessio Gentile, qui ripeto ancora dallo stadio Marullo Visconte. Squadre che si vanno a posizionare in panchina, si scambiano saluti. E allora il tempo che le squadre si posizionano possiamo presentare quelle che sono le formazioni ufficiali. La Campania che si schiera con la maglia blu e con inserti bianchi, in porta numero 1 Caporaso, 2 Ciampi, 3 Ballone, 4 Napolitano, 5 Sigillo, 6 Montella il capitano, 7 Femiano, 9 Paudice, 10 Barbone, 14 Abidi e 15 Esposito. Lazio con maglia amaranto con inserti celesti, con numero 2 Anconitano, 6 Drisaldi, 7 Felici il capitano, 9 Lupi, 11 Mecozzi, 12 Mauro il portiere, 16 Stornelli, 17 Taglieri, 18 Tagliolini, 19 Tur, 20 Uttaro. Squadre che si posizionano e sono pronte per il fischio d'inizio. Il direttore di gara sta per mettere il fischietto in bocca ed inizia quella che, ripeto, è la seconda partita qua allo stadio Marullo Visconte in occasione del torneo delle regioni 2025. Primo pallone che verrà toccato dal numero 9 della Campania, i Lupi, ed è iniziata Lazio-Campania. Godiamoci lo spettacolo. Squadre che partono forti con interventi e palle alte. Lupi cerca una soluzione, allora scarica per Ciampi. Allora Ciampi libera per Montella. Cerca e trova la rimessa laterale grazie all'intervento di Tagliolini della Lazio. Campagna che prende subito spazio e terreno di gioco. Allora scambi continui, Napolitano prova a metterla in mezzo, non riesce, allora il rilancio di Drisaldi per il capitano Felici che prova una soluzione, non la trova. Allora si riparte dalla difesa campana. Si alza il vento qui al Marullo Visconte, squadre che quindi dovranno ricorrere appunto alle diverse azioni, alla corsa per affrontare il freddo, anche se appunto è una giornata molto soleggiata. Purtroppo dalla nostra postazione c'è una zona cieca, quindi non possiamo vedere chi batte la rimessa laterale, sappiamo solo che è della Campania. Che si sviluppa sulla fascia ma finisce con un fallo e quindi si riparte con una punizione della Lazio. Mauro. Per Tur ancora per Taglieri. Ancora Mauro. Azione che si sviluppa sulla destra con Uttaro che sbaglia, allora viene buttato a terra e guadagna punizione e fa rifiatare i suoi. Si ricomincia ancora dal portiere della Lazio. Tur prova il lancio lungo, trova la testa
del numero non si vede bene. Si riparte per la Campania allora, che guadagna campo, ma viene fermata dall'intervento della difesa laziale. Il pallone che va fuori, quasi oltre il campo. L'arbitro invita ad andare indietro. Attenzione, azione che prova a sbocciare, ma niente da fare. Allora si riparte dal 4 da Napolitano per la Campania, tocca l'arbitro e allora è rimessa del direttore di gara. Rimessa per la Campania perché il tocco appunto è stato il lancio del pallone è stato di Napolitano. Pallone tocca a terra, Napolitano subito crossa per il numero 7, ma non trova neanche la testa. Lazio un po' schiacciato in questo avvio di gara, che prova in qualche modo a trovare delle soluzioni con questi lanci lunghi, ma momentaneamente trovano solo Caporaso, portiere della Campania, pronto a far ripartire i suoi. Da una parte all'altra del campo, da un portiere all'altro, niente di concreto momentaneamente. Stadio Marullo Visconti, chiamato anche Sorbello Stadium per quella che è una collaborazione con un noto brand di acqua, diciamo, che lo rendono un po', come dire, un nome particolare, no? per uno stadio che si trova a Messina, appunto. Ancora la Lazio prova col numero 2, con Anconitano, soluzione, ma Campania recupera, anzi sbaglia, e allora riparte la Lazio fortissima sulla tre quarti della Campania. Numero 9 dribbla tutti e trova un varco per Anconitano, che viene messo a terra, ma l'arbitro appunto rifischia una rimessa per la Campania, assegna rimessa, non fischia, momentaneamente per la Campania. Campagna che proverà a riscattarsi anche per la rappresentativa Under 15, che si è vista sconfitta nella partita precedente per 2-1 a causa del rigore trasformato nei minuti di recupero del secondo tempo. Quindi diciamo orgoglio campano, che deve cercare di trovare quantomeno il pareggio per agguantare il punto nel girone dell'Under 17. Azione che si sviluppa invece sulla sinistra. Ciampi rilancia il pallone. Paolo dice ma niente da fare. Allora prende il pallone il Barbone della Campania. Tenta il cross, ma non trova la testa di Esposito. Al contrario, la Lazio tenta di ripartire, ma viene assegnata solo la rimessa. Allora se ne occupa Felici, il capitano. Taglieri per Tagliolini, per Tour. Drisaldi scambia con Uttaro.
ancora niente da fare, squadre che non si sono rese pericolose neanche con un tiro in porta né da una parte né dall'altra del campo, ma viene visto il numero 9, viene visto Lupi libero, ma la difesa campana riesce in qualche modo a svincolarsi. Lazio non molle con Uttaro, si palleggia a centrocampo, allora la prende Drisaldi per Tur, ancora Lupi, Campagna che tenta il cross, trovano un piccolo spazio sulla fascia di Montella, Montella che cade a terra ma non è fallo per l'arbitro, si continua e la Lazio ottiene la rimessa laterale. Molti lanci lunghi questo avvio di gara, ma pochi spazi effettivi trovati. Capitano della Lazio che sbaglia, regala il pallone alla Campagna. Femiano prova a trattenere il pallone proprio nella nostra zona cieca e appunto non ce la fa, si riparte dalla difesa. Tur per Taglieri, allora Drisaldi prova la salita per i suoi, senza risultato al momento. Fallo da parte del numero 16 della Campania e allora punizione ancora per la Lazio, i due che si stringono la mano, si aiutano, anzi il 16 aiuta il 19 a rialzarsi. Paudice, forse l'unico che al momento tenta di avventarsi verso la porta della Lazio, attaccante solo in questo momento, chiaramente affiancato da tre quarti Campana. Fischia l'arbitro, la punizione per la Lazio, se ne occupa ancora Lupi. Taglieri per Tagliolini per Tur, sulla terra Stornelli per Tur, Abidi guadagna rimessa, mi correggo, è la Lazio che guadagna la rimessa vicino a quella che è la panchina della Campania. Rimessa sbagliata, allora ne approfitta Abidi sulla sua fascia, il cross fuori e quindi rimessa dal fondo per la Lazio. Squadre ancora un po' addormentate che non riescono a trovare le giuste occasioni per mettere in difficoltà l'avversario. Si parte ancora da Drisaldi, allora arriva Felici, ma prolunga il pallone, riesce e Caporaso riesce a trattenere questa palla insidiosa, la prima della partita della Lazio, e allora la Campagna rifiata con questa rimessa laterale guadagnata da Ballone. Nel frattempo grande il selezionatore della rappresentativa Lazio che dà indicazioni a Felici.
Abidi per Paudice che non controlla e gli viene strappato il pallone. Si riparte dalla fascia di destra la Lazio e allora rimessa, anzi non rimessa, fallo per la Lazio, altra punizione. Allora Uttaro, Tur, Drisaldi, cerca e trova Stornelli, ancora Stornelli, dribbla, pare sempre di Stornelli, posizione al momento regolare, il gol della Lazio. E allora Mecozzi, numero 11, porta in vantaggio la rappresentativa della Lazio, 1-0 Lazio, squadra che festeggia un po' meno la Campania che non è riuscita a difendere questo pallone che in realtà sembrava perso e in realtà ci pensa Mecozzi a realizzare la prima rete di questo match. Mecozzi, scuola Savio, si riparte dal numero 10 da Barbone, Campagna che deve subito sistemare il punteggio almeno sul pareggio prima dell'intervallo. Napolitano cerca una soluzione, trova Ciampi, scambio tra i due, Lazio che ora non lascia spazi ancora più di prima. Forse troppo avventato il numero 9 della Lazio che procura ai campani una punizione, se ne occuperà Ciampi. Basso e teso, non va, allora riparte Drisaldi. Tagliolini da Felici. Niente da fare per la Lazio che deve ripartire dal centrocampo con Stornelli. Uttaro, ancora per Felici, capitano si occupa di questa azione ma trova solamente la rimessa laterale. Metri guadagnati, metri preziosissimi guadagnati dalla Lazio che ora intimorisce la Campania, tutta schiacciata nella propria metà campo, anzi nella propria area di rigore. Rimessa lunga per Tur, non trovato. E allora Abidi spazza. Ci pensa Stornelli a recuperare il pallone. Ancora Tur. Libero Uttaro. Uttaro tenta il tiro ma non va a buon fine. Allora rinvio dal fondo per Camporaso, per la Campania. Si riparte dalla difesa. Abidi, cercato e trovato per Femiano, prova a essere dribblato ma non c'è fallo, vince il fisico di Tur. Allora è meglio spazzare in tribuna per la Campania per trovare ancora un po' di tranquillità. Tur per Taglieri, scambio Taglieri Stornelli, tocco di mano che non viene fischiato dall'arbitro, evidentemente era abbastanza attaccato al corpo. Allora Paudice sbaglia il controllo e regala nuovamente il pallone alla Lazio che con Mauro tenta di far ripartire i suoi. Tagliolini atterrato e allora è punizione per la Lazio. Partita importante anche a livello fisico, Lazio che si sta imponendo e non poco con gli avversari campani che al momento hanno vinto la maggior parte dei duelli appunto fisici.
sono costretti di conseguenza a rifugiarsi la maggior parte delle volte in rimessa laterale. Tagliolini. Uttaro trova Drisaldi e libero anche Felici. Trovato. Ci tenta il dribbling, allora la sovrapposizione non va, ma viene ricompensato con il primo calcio d'angolo della partita, appunto per la Lazio. Se ne occupa proprio il capitano Felici. Tutti in aria, o quasi, diciamo. Rimane indietro la difesa della Lazio e in avanti invece Paudice per la Campania. Arbitro che invita a non trattenersi e a non accentuare il contatto fisico per questo calcio d'angolo. Allora sul primo palo Abidi, base teso e il gol, il secondo della Lazio sul calcio d'angolo. No, ancora Mecozzi, doppietta del numero 11, esordio da sogno per Mecozzi. Errore mio, non è Mecozzi ma è Tagliolini che riesce a portare il risultato su 2-0 per la Lazio. Quindi Mecozzi e Tagliolini per la rappresentativa Lazio. 2-0, Campania sotto shock. Squadra che riparte dal calcio di inizio di Paudice. Ciampi. Drisaldi procura la rimessa per la Campania. Controllo di petto per Ciampi. Prova ad andare ma non riesce. Lazio che ovviamente non vede l'ora di avanzare la metà campo e provare a mettere nuovamente in difficoltà la Campania, che ripeto, Campania sotto shock, che prova comunque a riprendersi. Ancora Bidi, invece no, il 7 Femiano che viene fermato da Tur. La rimessa dalla Campania vicino alla bandierina, rimessa lunga a cercare Abidi, trovato Abidi. Lazio che riesce a disimpegnarsi, invece no, sbaglia il controllo il numero 11 Mecozzi. Severo Gambolesca appunto di palleggi, supera con non poca difficoltà il numero 2 della Lazio, Alarconitano, ma la Campania riesce a difendere questo pallone, invece no, riprende ancora Lazio. Taglieri prova e ottiene la punizione, fallo della Campania su di lui. Proteggere questo pallone era molto importante per evitare un'azione pericolosa da parte dei campani. E si riparte allora da Mauro, dal numero 12 della Lazio, scuola Robulea. Punizione battuta proprio da Taglieri e invece no, da Mauro, cambio in corso. Sbagliato il rilancio, allora viene servito Paudice che con molta difficoltà controlla il pallone e viene atterrato e guadagna una punizione importante per i campani. L'arbitro chiede la distanza, era Drisaldi a mettere pressione a Napolitano. Allora Napolitano si incaricherà di questa punizione.
cross da pennellare alla perfezione per permettere ai campani di ottenere quantomeno il gol, dimezzare il punteggio, ma così non va e si riparte da Mauro. Lazio che chiaramente non ha più tanta fretta di sbloccare il risultato perché sono già in vantaggio, anzi in doppio vantaggio. Gamba alta, ma non è gioco pericoloso per l'arbitro e si riparte da Caporaso. Si va da Barbone per Ciampi per Femiano non trovato, e allora altro pallone buttato dalla Campania che tenta diverse soluzioni ma al momento nessuna ha dato i suoi frutti. Invece Lazio che è riuscita a fare 2 gol grazie a quella che è la fascia presidiata dal capitano Filici. Molti dei suoi dribbling e delle sue azioni hanno permesso quello che è il doppio vantaggio della rappresentativa Lazio. Questo match del torneo delle regioni, ripetiamo, prima giornata della categoria Under 17, girone formato da Lazio, Campania, Abruzzo ed Emilia Romagna. Fallaccio della Campania nel frattempo di Ballone che butta a terra Uttaro. Siamo a metà del primo tempo di gioco. Uttaro a terra, l'arbitro si accerta delle sue condizioni, anzi va a richiamare la panchina della Campania, probabilmente si lamenta per tante perdite di tempo della Lazio, o almeno così è quello che si intende dalla nostra postazione. Allora Uttaro è pronto, punizione battuta per Stornelli, Tur. Taglieri per Mauro sale e tenta il cross, anzi il lancio per il numero 9 Felici, fallo di mani che impedisce un'azione costruita dal portiere della Romulea. Allora Caporaso, lui invece scuola Castelpoto, tirato invece il numero 20 della Lazio, quindi altro terreno guadagnato dalla Lazio in questa metà del primo tempo. Si riparte sempre da Mauro per Taglieri, libero Tur che non viene servito, al contrario è servito Stornelli ed è lo stesso Tur che riesce a mettere in rimessa laterale il pallone. E allora delle rimesse per la Campania se ne occupa sempre Ciampi con rilancio lungo per Paudice non trovato, e il solito Tur invece mette in rimessa l'ennesimo pallone. Abidi che riesce a conquistare l'ennesima rimessa. Sempre Ciampi che non trova per pochissimo Paudice e palla che finisce al lato del primo palo. Si riparte da Taglieri. Campagna che con la difesa 4 non è ancora riuscita a difendere per bene il risultato dello 0-0, infatti ripeto stanno sotto 2-0. Allora si cerca Paudice ma non si trova, allora riparte Lupi per la Lazio, non trova nessuno, è solo, invece riesce a trovare Mecozzi, autore della prima rete della partita. Tur si gira e trova invece
Taglieri, Tagliolini per Uttaro, Tagliolini, scambio tra i due. Allora, recupera Stornelli per Anconitano. Si riparte ancora dall'ennesima punizione per la Lazio, anzi per il Lazio, scusate. Taglieri per Mauro. Partita che si sviluppa sempre partendo dalla difesa della Lazio. Lancio lungo a cercare Felici, trovato con un'azione bellissima, guadagna la rimessa laterale per i suoi. Allora è Anconitano che si occupa del rilancio, non è andato a buon fine. Allora riparte la campagna con Abidi che sbaglia, perde il pallone, Tur per Stornelli, perde invece il pallone Drisaldi. Allora Femiano cerca di trovare uno spazio per Ciampi, Barbone, situazione confusa per Campania e Lazio al momento. Squadre che rifiatano. Mancano poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo di questo match della categoria Under 17 del girone D del torneo delle regioni. Colpi di testa infiniti a trovare Uttaro. Attenzione, il 10 Barbone fa male. Felici controlla, Felici sull'area di rigore, cerca Uttaro ma non lo trova, invece sì, Uttaro va Caporaso invece sul pallone sicuro. Barbone ancora a terra invece per la Campania. Drisaldi si accerta delle condizioni dell'avversario, stretta di mano tra i due. Nel frattempo il lancio della Campania per Paudice non va a buon fine, tenta di riconquistarlo a Esposito. Abidi che corre su ogni pallone per cercare di recuperare questo risultato, quindi partita in salita per la Campania. Mecozzi il controllo, Barbone non subisce fallo e si riparte allora da Ciampi. Caporaso rilancia, non corre rischi. Taglieri cade su, anzi cade da solo Taglieri. Fallo invece da parte della Campania, fallo di Napolitano su Uttaro. Fallo a centrocampo, pallone dato da Paudice. Stadio che ospita non solo il torneo delle regioni, ospita anche la squadra del Camaro che milita in eccellenza. Allora rimessa per la Campania, Ballone. Piano piano anche la Campania riesce a guadagnare metri nella parte di campo degli avversari. E allora i dribbling continui, l'area di rigore è assediata dalla Campania. Allora Ciampi, brutto fallo su di lui e allora punizione vicino all'area di rigore, punizione pericolosa che potrebbe essere trasformata da Napolitano, e lui l'incaricato di queste punizioni.
sistemano Campania e Lazio. Napolitano è pronto, l'arbitro fischia, il cross trovato, allora il gol della Campania che riapre tutto, 2-1 Campania, cross di Napolitano per il numero 15 Esposito, Lazio 2 Campania 1. Partita riaperta da una punizione guadagnata vicino all'area di rigore che ha permesso a Esposito di finalizzare in seguito al cross di Napolitano. E allora la Campania rinvigorita da questo gol. Barbone sbaglia ma ci pensa Ciampi a mettere una pezza e si riparte dalla difesa da Montella. Paudice non trovato. Rischia Mauro sull'aggressione di Paudice. Ora ancora Tur che viene atterrato da Femiano. Allora sarà fallo, anzi sarà punizione per il Lazio. Mauro, lancio lungo a cercare Mecozzi, trovato, colpo di testa, sponda ma non va per Lupi e allora la Campania scippa un pallone alla Lazio che riesce a recuperarlo ma è libero Esposito che guadagna la rimessa laterale. A terra un giocatore del Lazio, cerchiamo di capire chi è, probabilmente è Stornelli. L'arbitro si accerta delle sue condizioni, Stornelli ancora a terra, si rialza. Si può riprendere con la rimessa della Campania. Allora, sempre Esposito per Napolitano, si sovrappone il numero 3, Ballone, ma non va. Allora può ripartire la Lazio, va Felice più veloce. Mecozzi vede Felici prova il tiro ma non va. Avrebbe potuto servire il compagno Lupi che era libero, addirittura anche Anconitano che si era inserito bene ma ha preferito la conclusione che è andata sopra la traversa. E allora si riparte da Caporaso, partita che si infiamma negli ultimi minuti del primo tempo. Caporaso, lancio lungo a cercare Barbone, trova Paudice è libero Femiano che viene servito. Femiano affrontato da Tur, trova Paudice ma allunga il pallone e Mauro riesce a trattenere. Campagna che sta facendo vedere di cosa è capace in questo finale di primo tempo grazie alle sgaloppate di Napolitano, Esposito e Abidi. E non solo, anche di Femiano, ma è sempre il solito Napolitano che lancia il pallone, non si intendono Paudice e Abidi. Isaldi parte da solo, affrontato da 3 avversari e guadagna la rimessa laterale. Se ne occupa Tur. Drisaldi riesce nuovamente a ottenere fallo laterale e se ne occupa sempre lui, sempre Tur. Lancio in area di rigore, cerca Felici il controllo, prova la conclusione ma esce
non di poco. Tiro basso. Ah, invece no, attenzione, è calcio d'angolo, errore mio, calcio d'angolo per la Lazio, il secondo. Felici prova a tenere questo pallone, ma Napoletano è più bravo. E allora Bidi può ripartire per i suoi, lo affronta Tur. E sempre Tur riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Ciampi per Femiano, Femiano che prova a recuperare il pallone appena perso, però c'è Ciampi che si avvicina all'area di rigore, non viene atterrato, allora Femiano che confuso perde questo pallone, i rimpalli sono tanti, c'è tanta mischia all'interno di queste azioni. Ennesima rimessa per il Lazio. L'arbitro invita a battere immediatamente dove è stato appunto fischiato no, ma dove è stata assegnata la rimessa laterale, e allora Drisaldi recupera il pallone, un dribbling di troppo che però non infastidisce la campagna, allora si riparte da Tur, si ferma e ragiona, ancora Drisaldi che perde palla, e allora è Abidi che mette il fisico per recuperare questo pallone, Paudice fermato, ancora no, esiste, questa volta sì, fallo della difesa del Lazio. Paudice che ha fatto una bella crescita in questa partita, assente all'inizio, presente ora verso la fine del primo tempo, manca pochissimo, ultimi minuti più recupero. Questa volta non c'è solo Napolitano ma c'è anche Barbone sul pallone. Infatti abbiamo anche la barriera del Lazio. Quindi andranno Napolitano, Barbone su questo pallone. Ricordiamo che è nato così il gol del 2-1, anzi dell'1-2 della Campania. Pallone che addirittura finisce fuori dal campo, dal rettangolo di gioco, e allora è calcio d'angolo per la Campania. Dalla bandierina parte Barbone, la spizzata che porta il match alla fine della prima frazione di gioco, l'arbitro fischia e allora ci sentiamo dopo per la seconda parte della partita.
squadre che rientrano in campo dopo l'intervallo, chiaramente disposti in maniera diversa. Dalla nostra postazione abbiamo Campania a destra, Lazio a sinistra. Si alza ulteriormente il vento al Marullo Visconte, i capelli che volano. Ricordiamo anche i marcatori del primo tempo. Mecozzi che ha segnato appunto il primo gol che ha aperto le marcature, poi ha segnato sempre per il Lazio, ha segnato Stornelli, e per la Campania segna il numero 15 Esposito, e quindi siamo ancora 2-1 per il Lazio. Fischio, e allora si riparte dal Lazio. Tour, primo lancio a cercare Lupi, protegge il pallone Ciampi. Si riparte da Caporaso. Montella che spazza via il pallone e trova Esposito che non riesce a controllare. Allora riparte il Lazio con Anconitano per Stornelli, ancora Stornelli, ma non trova Felici, ma c'è sempre lui sul pallone. Fuori gioco però del numero 2 di Anconitano, e squadre che partono fortissime in questo secondo tempo. Ricordiamo che i 3 punti sono fondamentali perché ai quarti di finale accederanno solamente le prime dei 5 gironi più le seconde, anzi le seconde classificate, ma solamente le 3 migliori seconde, scusate. Il lancio di Caporaso sbagliato, ne approfitta Felici. Rimpallo fortuito per la Campania, invece no per il Lazio, che con Mecozzi recupera pallone. C'è Uttar ora a controllo, ma c'è sempre Mecozzi. Allora Campania che non riesce ad evitare la rimessa laterale. Se ne occupa sempre il giocatore del Lazio, ma purtroppo la nostra postazione non ci permette di capire chi è. È stato Anconitano. Mecozzi recupera un'altra rimessa laterale, allora permette di guadagnare metri preziosi per la sua squadra che vuole mettere il punto su questa partita, ma è proprio la spizzata di testa del capitano che va di poco fuori sopra la traversa. Allora Lazio aggressiva, ma che non trova il gol del 3-1. Si riparte dalla Campania dal basso, pronto Caporaso per il rilancio, per il rinvio lungo. Sempre Felici a cercare Mecozzi, posizione di fuorigioco dubbia, ma che non viene fischiata dall'arbitro. Allora si riparte da Montella per Abidi, trovato, bel controllo. Non era Abidi, scusate, era Esposito, anzi è Esposito. Allora punizione per il Lazio, se ne occupa Anconitano. Squadra che guadagna metri. Allora Esposito che recupera il pallone e lo passa a Montella, Napolitano. Montella, c'è Abidi che perde il pallone, c'è Drisaldi, intervento prodigioso di Ciampi, mette una pezza e si riparte allora
con Famiano per Abidi sulla fascia. Abidi per poco non trova il cross che viene fermato da un altro intervento della difesa del Lazio e si riprende da Caporaso. Sempre Abidi che tenta spizzata di testa, ma è Esposito che commette fallo su Tagliolini, che è ancora a terra dolorante, probabilmente un intervento alla faccia, chiaramente intervento non volontario da parte dell'attaccante campano. L'arbitro si accerta delle condizioni di Tagliolini e si riparte con una punizione battuta da Mauro. Rilancio di Mauro, recupera Barbone con una giocata favolosa. Montella sicuro per Caporaso, Mecozzi non incide, questa azione sbaglia invece il numero 16 Stornelli, ne approfitta il 14 della Campania, Femiano, che ottiene la rimessa laterale fondamentale per la Campania per trovare il gol del pareggio. E allora primo cambio per la Campania, vediamo chi esce. Esce il numero 14 Abidi, entra, lo vediamo subito, e allora entra il numero 11 per la Campania, Larco, entra Larco per la Campania, si agguanta sul primo pallone, Napolitano imperterrito, allora Esposito per Ballone, ma è fuori gioco di Ballone, azione molto pericolosa della Campania. Si riparte da Mauro, il neoentrato Larco ha dato subito il suo contributo per questa azione che non si è concretizzata a causa del fuorigioco di Ballone. Allora si riparte da Drisaldi che tenta il lancio in posizione regolare per, non per Filici ma per Lupi. Allora Ciampi corre sul pallone ma è costretto, non è rimessa per, invece sì, rimessa per il Lazio, se ne occupa Tur. Napolitano mette in angolo, non corre rischi. Allora primo angolo della partita per il Lazio. Se ne occupa Drisaldi, tutti in aria. La spizzata di Lupi che non va a buon fine, palla di molto fuori e si riparte ancora dal portiere della Campania. Montella per Napolitano, Ballone, Larco, Ballone ancora, lancio lungo per Paudice e la Campania ottiene il fallo laterale. Squadre che entrambe sono rientrate molto agguerrite dopo l'intervallo e vediamo in entrambe tante occasioni interessanti per trovare un ulteriore gol. In particolare la Campania si è resa pericolosa con l'ultima azione che è stata interrotta solo dal fuorigioco di Ballone. Lazio che invece
tenta ora di dare una scossa al secondo tempo e di allungare le distanze con il gol del 3-1. Ora Ciampi, rimessa per la Campania che guadagna ancora campo. Punizione per il Lazio, se ne occupa ancora la difesa. Napolitano intercetta. Prolunga Sigillo per Caporaso che recupera palla e tenta di far ripartire i suoi. C'è l'arco pronto. Allora Felici, fermato dall'intervento di Ballone, permette a Montella di ricominciare. Esposito, tirato dalla maglietta ma non è fallo. Allora c'è Felici, scusate. Risaldi per Lupi, che cerca il capitano Felici, perde l'equilibrio e ci pensa ancora Ciampi. Non era Ciampi, scusate, Sigillo. Tur sulla rimessa. C'è Felici ma non arriva di testa, arriva invece Ballone per l'ennesimo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Lazio che ne mette ben 5 in area di rigore. Caporaso va sicuro sul pallone, pronto a far ripartire i suoi con questo lancio lungo, a cercare Paudice, a dare sostegno l'arco, ma riesce Anconitano a spazzare via il pallone. Capitan Montella dà indicazione ai suoi, mentre Uttaro recupera il pallone e riparte da Taglieri. Per Tagliolini, vede Felici, lo trova. Felici ancora guadagna la rimessa laterale. E invece no, la rimessa è per la Campania. Vento che si è interrotto e ci permette di godere della bella giornata che c'è oggi qua a Messina, allo stadio Marullo Visconte. Si sta bene ma col giubbotto, questo sì, lo diciamo. Quindi sostituzione per il Lazio, esce il numero 9 Lupi, entra il numero 13 Palombi, pronto a dare energie alla squadra, energie fresche alla squadra. Spizzata di Esposito per Femiano, che riesce a guadagnare il fallo e anche a far ammonire Tur per il Lazio, e quindi altra punizione per la Campania. Uttaro e Napolitano che cercano di capire come mai è stato fischiato questo fallo. Se ne occupa anche Felici, ma non è ascoltato dall'arbitro, che ormai ha deciso che sarà punizione per la Campania. Napolitano sul pallone. Quindi altro cambio, esce Esposito il 15, entra il numero 19 della Campagna, Pierno, scuola Acerrana.
cambio avvenuto dalla parte ceca della nostra postazione, infatti esce proprio da là il numero 15 Esposito. Arbitro chiamato a gran voce all'interno dell'area di rigore e non solo. Napolitano, la pennellata, ma Mauro, parata prodigiosa su 19 punto Pierno che è appena entrato per mettere in difficoltà il Lazio. Parata prodigiosa di Mauro, ma a terra c'è un giocatore della Campania. Cerchiamo di capire chi è, probabilmente il numero 10 Barbone. Stiamo cercando di capire se appunto un intervento alla destra, perché appunto si tocca proprio la nuca, invece no, era il capitano Montella, numero 6, che si rialza per fortuna e si può riprendere a giocare. Barbone prova il tiro ma non va a buon fine, molto alto al lato del palo. Si riparte dall'area di rigore, sempre con Mauro, affiancato da Taglieri, che parte e subisce fallo. Subisce fallo di Pavice. Tagliolini. Ci pensa Montella a spizzare di testa, Barbone cade come il pallone, ma ci pensa Napolitano a passarla l'arco, che va a terra e guadagna un'altra punizione per la Campania. La posizione della punizione è molto simile a quella che ha portato al gol della Campania nel primo tempo. Va Napolitano e calcio d'angolo. La Campania se ne occupa invece Barbone, quindi dalle punizioni Napolitano, dalla bandierina a Barbone. Femiano prova di sinistro ma non riesce a inquadrare la porta. Pallone che serve Drisaldi del Lazio, nel frattempo a terra un giocatore del Lazio, non si capisce bene chi è, probabilmente Stornelli. La Campania però continua a giocare sotto i fischi della panchina del Lazio, allora la rimessa laterale guadagnata dalla Campania interrompe il gioco e ci andiamo ad accertare delle condizioni del numero 16, almeno così sembra. Giocatore a terra, si tocca la nuca. Nel frattempo squadre a colloquio, se così possiamo dire, si lamentano rispettivamente il Lazio del fatto che la Campania stesse continuando a giocare con il proprio giocatore a terra e la Campania di non aver visto appunto questa situazione. Nel frattempo entrano i medici, cercano di capire cosa sta succedendo al 16 del Lazio, probabilmente un colpo al volto.
Stornelli si rialza, tutto bene per fortuna, e qui si rialza anche il vento, mentre la Campania è pronta a battere questa rimessa laterale. Esce Stornelli dal campo come da regolamento per poi rientrare tra pochi istanti appena l'arbitro darà l'autorizzazione. E allora Femiano nel frattempo si impossessa del pallone. Femiano che non riesce ad evitare la rimessa laterale per il Lazio e quindi si riparte dalla difesa, si riparte da Tur. Barbone prova a rubare il pallone ma non riesce, ma c'è Femiano. L'arbitro fischia a favore del Lazio ed è ancora punizione per i giocatori con la maglia amaranto. Partita che si appresta a raggiungere la metà del secondo tempo, siamo quasi al 20°. Caporaso sicuro. La soluzione è sempre quella, lancio lungo a cercare i propri attaccanti, ma Tur istintivo sul pallone fa ricominciare l'azione proprio da Caporaso e il copione è sempre quello, sempre Tur, questa volta però è rimessa laterale. Dello stesso Tur che finisce a terra durante questa azione pericolosa della Campania. Ballone non riesce, Montella preferisce far scorrere, rimessa laterale. Uttaro, Felici prova il cross basso e teso ma non va, c'è Politano sul pallone, cerca di trovare Barbone, si addormenta, Ballone e alla conclusione ci pensa Felici, ma Caporaso è attento e non permette al Lazio di arrivare sul 3-1. E ancora Caporaso, lancio lungo, questa volta di testa ci va Tagliolini. L'arco subisce un brutto fallo ed è ancora punizione per la Campania. A terra c'è Anconitano che si rialza. Sulla battuta il numero 6 della Campania è proprio Montella. E invece no, cambio, ci va sempre lui, va sempre Napolitano sulle punizioni. Cross di Napolitano a cercare i suoi compagni, ma riparte il Lazio e invece no, l'arco riesce a spazzare il pallone ma subisce un bruttissimo intervento alla caviglia. Grido abbastanza evidente, o meglio più che evidente, rumoroso. L'infortunio non è nulla di grave, si può ricominciare. Si vanno a posizionare in area di rigore difensori del Lazio e attaccanti della Campania. Chi c'è a battere la punizione? Sempre Napolitano. A dare sostegno Ballone e Ciampi, per il resto tutta quanta la Campania in area di rigore. Pallone c'è, ma Tur, dopo intervento di Tur miracoloso, ma invece no, rigore per la Campania. L'arbitro esce
tira fuori il rosso, c'è da capire per chi. Doppio giallo per Tour, che dopo 2 interventi miracolosi condanna la propria squadra a subire il rigore. Quindi espulsione di Tour che si lamenta con l'arbitro. Felice a colloquio col direttore di gara invece. Spintoni in aria sul dischetto, va Paudice, il numero 9 della Campania. Paudice contro Mauro. Se il rigore verrà trasformato, il risultato sarà su 2-2, quindi pareggio. Dischetto va, Paudice si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Va Paudice e gol! Il gol, il rigore trasformato da Paudice, che permette alla Campania di riagguantare la partita 2-2. Esulta facendo il cuore, indicando la tribuna. La Campania riesce a rimontare il Lazio da 2-0 a 2-2 tra il primo e il secondo tempo. Si abbracciano Paudice e Felici. Bel gesto di fair play del capitano del Lazio. E allora è pronto anche un cambio in casa Lazio. Vediamo chi esce. Esce Anconitano, il numero 2, ed entra il numero 4, Canestrella della Romulea. Quindi esce Anconitano, entra Canestrella. Lazio che, ricordiamo, è rimasto in 10 in seguito all'espulsione di Tour, e allora esce il capitano Felici per far spazio al numero. Vediamo subito che numero entra. Vediamo di capire chi è entrato. Entra il numero 5 del Lazio, Carpita dell'Ostia Mare. Quindi Lazio in 10, Campania in 11, risultato 2-2. Intervento pericoloso sul numero 13 del Lazio. Su Palombi, entrato durante questo secondo tempo, e allora è punizione quasi al limite dell'area per il Lazio. Sulla battuta sembra esserci Mecozzi. Chissà se andrà diretto verso la porta o che verrà qualche schema, la passerà ai suoi compagni. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Mecozzi è pronto. Fischia l'arbitro, barriera posizionata, va Mecozzi, barriera che risulta efficace su questo calcio di punizione ed è rimessa per il Lazio. Se ne occupa il neoentrato Carpita. Si parte dal basso, ma è la Lazio che ha preso campo. Pierno nel frattempo prova ad aggiudicarsi la sfera, non ci riesce, ed è il Lazio che va con Drisaldi. Pallone anche questa volta scippato da Napolitano. Ciampi per Femiano, no, per Paudice che non viene trovato. Allora Ciampi che non vuole mettere la palla a terra e cerca, questa volta trova Paudice che viene atterrato o quasi, non cade a terra ma viene fischiato il fallo per la Campania.
Anche il neo capitano del Lazio Taglieri si va a posizionare sulla barriera e ovviamente, come abbiamo avuto modo di conoscere, Napolitano, scusate, sul punto di battuta, cross, e allora la rovesciata provata da Femiano che non va però a buon fine. Gesto tecnico importante, la rovesciata, non sempre facile da eseguire, ma soprattutto da concretizzare. Allora si riparte da Mauro. Pallone di testa, complica la vita a Ciampi. Palombi forte fisicamente, prova a mettere in difficoltà Ciampi ma non ci riesce. Allora il rilancio della difesa campana. Carpita sulla rimessa, attenzione, si prepara a entrare un altro giocatore, invece no. Palombi recupera il pallone, va a battere questa rimessa. Errore mio, scusate, Ciampi che andrà a battere la rimessa. Allora sostituzione, esce Uttaro col numero 20 ed entra col numero 14 per il Lazio Recchia dell'Urbe Tevere. Maglia tirata, punizione per la Campania. Manca sempre meno alla fine del match, mancano 10 minuti più recupero. Fischia l'arbitro e va Ciampi, cercare sempre Paudice, unica punta di questo 4-2-3-1 della Campania. Non è fallo per l'arbitro, mentre la tribuna si infuoca, mette una pezza Tagliolini. Intervento non fischiato dall'arbitro, vantaggio, e poi l'intervento di Tagliolini in rimessa laterale. Riparte il Lazio invece con Canestrella per Tagliolini, neocapitano Taglieri a cercare Carpita. Allora Pierno preferisce ripartire da Caporaso. Svettano di testa i ragazzi di entrambe le squadre. Giallo per Carpita, seguite l'intervento Ciampi. Si fa vedere anche Barbone, infatti il pallone è per lui. Malinteso tra Ciampi e l'arbitro, che quindi fa ribattere la punizione. Ora può andare Ciampi, il cross, cercare sempre Paudice, ma trova la testa di Tagliolini. Paudice imperterrito, c'è Tagliolini a proteggere, che guadagna questa punizione dall'area di rigore. Deve uscire l'arco per battere. Il regolamento è chiaro: durante una punizione in area di rigore l'avversario non può entrare in area. Nervosismo sia in campo che in tribuna per le scelte arbitrali, ed è punizione per il Lazio, punizione da posizione pericolosa, e quella mattonella che ha permesso alla Campania durante il primo tempo di portarsi sul 2-1, quindi dimezzare lo svantaggio. Dal Lazio ci pensa invece numero 4 Canestrella sul pallone.
barriera composta da 3 giocatori della Campania. Canestrella va basso e teso, incontra i Tacchetti, giocatore della Campania, che prova a far ripartire i suoi. Il tiro che stava per buffare Caporaso, tiro insidioso perché è stato svirgolato dai giocatori. Barbone per l'Arco, che ci prende il pallone ma lo manda in tribuna. Canestrella punizione per la Campania. Nervosismo tra Mecozzi e Napolitano. Scusate, non era Napolitano, era Montella. Si lascia sfuggire Taglieri, un pallone molto insidioso, ma recupera così col fisico e trova Mecozzi che innesca, o ha provato a innescare Palombi. Ci pensa Carpita per questa rimessa. Poco più di 5 minuti più recupero e la partita avrà fine. Squadre che devono provare a dare una scossa per agguantare la vittoria, i 3 punti fondamentali per il passaggio ai quarti di finale. Ricordiamo che passano solo le prime dei 5 gironi più le 3 migliori seconde. Carpita, Barbone per Ballone, ci pensa Canestrella a proteggere palla. Recchia, Canestrella, i neoentrati per Mecozzi, pallone non troppo preciso ma Mecozzi riesce a controllare. La difesa campana riesce a disinnescare l'attaccante del Lazio. Recchia, è libero Canestrella, non lo trova. Sbaglia Stornelli, ma c'è Canestrella sempre a supporto dei compagni. Allora Tagliolini per Stornelli, Carpita per Taglieri, lancio lungo per Stornelli, deviazione e calcio d'angolo per il Lazio. Stornelli sulla bandierina, Romeo Palombi sulla bandierina e allora prova la spizzata Carpita, ma Caporaso è bravo a intercettare palla e a far ripartire i suoi, almeno era questo l'obiettivo. Si riparte ancora da una rimessa laterale battuta da Ciampi. Barbone, Ciampi, altro scambio tra i due, cross insidioso per l'Arco che mette palla a terra e allora scatta in area di rigore, cerca Paudice ma trova solo la rimessa laterale. Ballone per Napolitano, Ballone, l'Arco, ancora Campania, intervento sul pallone, infatti non c'è fallo per l'arbitro. Mauro fa ripartire i suoi, ma c'è Ciampi che arriva prima di Mecozzi ed è sempre Ciampi che corre
per Femiano. Palombi tirato dalla maglia ed è punizione per il Lazio e ammonizione per Barbone, scusate, non per Barbone, per il numero 19 Pierno. Paudice fa compagnia all'arbitro e a Stornelli, che si occuperà di calciare questa punizione. Partita ricca di azioni soprattutto nel secondo tempo. Era libero Carpita, infatti la prova di testa ma è alta sopra la traversa. Bello stacco del numero 5 del Lazio, che sfrutta la sua altezza a supporto dei compagni. E allora cambio per la Campania, esce Femiano col numero 7 ed entra il numero 17 De Maria. Si riparte da Caporaso, lancio lungo, manca pochissimo alla fine della partita ed è punizione per la Campania, una delle ultime azioni per provare a portarla a casa. Va Montella per Ciampi, va Pierno, ancora per Ciampi, basso e teso il cross, allora aiuta Mecozzi a recuperare il pallone, scivola Ciampi, ancora Mecozzi è libero ma non c'è nulla, l'arbitro sicuro cade in aria Mecozzi, ma per l'arbitro non è fallo, si riparte dal rinvio con Caporaso. Urla dalla panchina e dalla tribuna, questo è un intervento dubbioso su Mecozzi. Allora abbiamo superato i tempi regolamentari, siamo nel recupero. Caporaso poi dice, si gira, prende il pallone, poi dice in mezzo a due nella rimessa la Campania per una delle ultime azioni di questa partita. Va Ciampi, tre di recupero in campo, già passato metà di questo recupero. Allora la Campania deve sbrigarsi se vuole trovare il gol del 3-2 e il Lazio deve trovare il contropiede giusto per il gol. Si incarta il giocatore della Campania e si riparte dalla porta del Lazio. Era Paudice, Mauro lungo su questo pallone, Mecozzi anticipato da Sigillo. Allora va Carpita, dalle rimessa Stornelli a cercare Mecozzi di tacco per il Palombi, Stornelli, il gol nel recupero di Stornelli che permette al Lazio di fare il gol del 3-2, Lazio 3, Campania 2, il 16 Stornelli, Lazio che risulta sotto la tribuna con i suoi tifosi, partita che come quella dell'Under 15 si sblocca diciamo solo ai minuti di recupero. Lazio Under 15 che vinceva 2-1 grazie al gol nel recupero
è Lazio Under 17 che fa il gol del 3-2 sempre nel recupero del secondo tempo. Partita che sta per finire, la panchina del Lazio che deve tornare nella sua area, un giocatore che ha crampi sempre del Lazio è proprio Stornelli, falcidiato dai crampi ma autore della rete del 3-2. Batte la Campania, ma non c'è più tempo e la Campania perde per 3-2 in seguito al gol di Stornelli nei minuti di recupero, e quindi il Lazio che vince anche nell'Under 17 per 3-2, 3 punti guadagnati dai giocatori con la maglia Amaranto, rimpianto per il punto perso della Campania. E allora noi ci salutiamo, è stato un piacere da Alessio Gentile, ci sentiamo e ci vediamo per la prossima partita tra Lazio e Campania con la femminile Under 23 alle 14.